Buongiorno a tutti e grazie di seguire con noi questa storia di spartire. Oggi qui vi parliamo di famiglia con Santo e Jean-Paul, che è l'isola famiglia gara di Fabriguccia. Andremo a cantare, impareremo a fare qualcosa con le nostre mani grazie a Santo, andremo a trovare un nostro canterino e a oggi è linda, scopriremo l'animale cigari che ci piace a denti e, bella sicura, parla con il nostro caro Leandro. Ma per ora, apriamo le porte di un nostro programma. Jean-Paul, salute! Salute, vabbè. Vabbè, tu, chi ti accade oggi? Canti, sogni, che si passa qui? Una melodia di canzone. Ah, allora, che canzone hai scelto? È una bellissima canzone di Messaggeri. Ah, se mi sbaglio, sono due fratelli che cantano. C'è Jean-Michel e Fabrice Andreani. Ah, e che canzone hai scelto? 60 anni da che erano ante un dischetto Una via. Ah, magnifica, magnifica sta canzone. Poi, sicuramente nell'ambito che abbiamo scelto oggi a Fabriguccia, posto che si parla di famiglia e che sta canzone parla di famiglia cantata da due fratelli. Importante la famiglia. Allora, dimmi appena, credo che qui a Fabriguccia l'autore conosciamo proprio, Sì. E quello che ha fatto la musica qual è? Fabrice Andreani. Ah, buona, buona. Allora io ti propongo subito di fare la santa ai nostri telespettatori, che ne dici? Allora, prova a tonalità. Allora, fammi vedere. Caschi sempre giusto. Sono più forte. O silenzio accampa a casa in l'audiura. Di isoli di l'ora ce n'è poca premura. Long è stato viaggio, una storia a contare, d'una promessa fatta, so 60 anni fa. A polvere si è spersa davanti alla mobilia. Affosca piano piano un ritratto di famiglia, che la sia spaversa, che la sia unita, è il più bello regalo che va a fatto la vita. Magnifica Ma sta dimmi canzone. appena, parlando di famiglia, Santo, non c'è? Santo d'après sa messa in duele. Nous a telu. Sa ghiawa c'ha da imparare a fare una maschera mustacciuda. Osa, tocca a te. Una maschera mustacciuda. Per fare una maschera mustacciuda ti ci vuole fogli coloriti, una pistola in colla, ed risore, una mina nera e una bianca. Piega un foglio in due, si può pigliare un foglio verde per un detto. Disegna una mezza mustaccia contro la piegatura. Disegna in O una mezza occa e taglia i due con il risore. Giovadi di un muello d'arriva o disegno con a mina bianca, annanta o voglio nero dando. Taglia la mustaccia nera con il risore. Ava fa gli stesso con la bocca annanta o voglio rosolino. Metti appena in colla un'anta mustaccia, appiccicaci una mazzetta, fa lo stesso con la bocca. Ecco, ora tocca a te.
santo. Ah, Francine, pensi che puoi radio via 2 giorni di riposo? Perché sei stanco? No, ma vai, essere sincero con te. Un mio cognato vuole che pitturisca sua casa. E allora io sto bisogno di te qui come faccio? Ci acconceremo. Vuole dare una rinfrescata, chi vuole che ti dica? Ma basta che tu ti ne guardi che uomo ha più bisogno di te qui. Ma ci acconceremo da giuetto e poi per me la famiglia è importante. Ma per me di no, è importante. Infine, ti un mosol, che è a mondadura, a forza, ciò che mi ha un scopo nella mia vita. Oh, ma sei sempre obbligato a sviluppare l'affare in cui filosofia, poesia e incantesimi. E allora, spremo gioco risento. Allora, ma semplice non la puoi fare. Se tu sai che mi parla di semplicità, oh, ma fa la finita. E io faccio parte di gente che spreme ciò che la risente. Invece che tu, di tua famiglia, non ne parli mai. E allora, non vuoi mica dire che li tengo mica cari, mi? In casa di me... Oh, basta, che mi lascia per la rete. Ho fatto in grandà. A regione da monte come quelle di Mini. Non ti ne ridi la regione che è una malattia seria. Come? Mini e Michè sono malati. Un posso più sempre. Non puoi stare serio, eh? C'ho la ride in da vita, così non ci annoiamo. Guarda, hanno commessi sempre allegra. Ma a volte do cacciate. Mi rompono l'anima. Questo la pensi mica, ecco io. Sai che per me si dia famiglia. Anche tu sei una famiglia per me, l'ho sempre detta, è sempre stata così. Allora, chiamami zio. Questo, se non esistia mica, io l'avrebbe inventato. Buon, approfittiamo per fare una pausa e andare in casa di un nostro ganterino. Chissà che canzone gigante oggi. A te. Bego Monte Rosso da Estevorido, da Ziglia Feggedo Culestro Montagnolo, una gelo di notte che da Mosilania, dando mi ven in cuore un gelo di Valagna, dando mi ven in cuore un gelo di Valagna. L'isola d'Urchina fa gente mi rispondi, Santa ribarada che fede a Montigelo, l'estro di miei mi vraia di cucagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna. Da Valei d'Oro uera di alivi, mi stuzzica amante e muro stampudiale, Santu gonta roda di mila e di brani, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna. Ubin su di avera paremo i vedrò, un tira naturale tranne c'è spuncato, begu paia di anche commemora di Spagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna. Udin panuradino d'una schiena lontana, bruciamo in memoria d'una vagabonda, e gabinetina de misa pezzo giallo, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna. Regino maestoso di rabbia si scappa, di Lazaro regino cerca lo giuarcale, e mio lago si crede so di piedi montagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna, tanto mi ven in cuore un gelo di Valagna. L'animale che non andiamo a vedere oggi so tra quelli meno amati di un mondo animale. Cio l'ha di che non hanno mica un aspetto piacente a guardare, eppure scaccanediano sempre. Avete drogo? So e iene. Andiamo a scoprirle.
Digitineridi o iena. Ozide, a sapete che le iene sono animali tremendi che stanno in l'Africa. Sappiamo che le so baschicciati, ma più che tutto so cacciatori di prima drinka. Questo massele putante e isolanti possono mangiare di tutto, comprese l'osse. Sono animali sociabili e campano a famiglie, chiamate clan. U gabimaccia di un clan di una grande iena putante chiamata a femmina sovrana. Stanno vicino a esodane e tengono i soggiughi sotto a terra da bruttedili. E iene picciolate e chiamano di noi iene ridulance. A sapete perché? Perché le iene sono intelligentissime e sociabili, ridicoleggiano, mugiano, brionano e si vanno usante da lontano. Così cari animalucci, e ora quale siamo a scoprire? Ozidi, di che colore a rena? E già lì c'è in assai luoghi, ma in un amib deserto, a rena di egulette e rosa. Un amib che si trova in Africa è il più vecchio deserto di pianeta. Fa un calo che si muore e c'è assai vento. Anche se l'acqua ci paga mica, ci sono animali selvatici che campano in un deserto di Namib. L'origine è un'antilope che si abbezza a vita di un deserto secco. Può campare senza acqua parecchi ore. Ci sono di nucusti, elefanti e giraffe che si sono abbezzati a condizioni di quelle ore. Un amib è di non conosciuto per le gulette arte alte. Certe sono di più maiori del mondo. Biba abbandonato logo, lampa un occhio e carco di vita selvatica un amib. Eccomi. Allora, la te lo canto può Come va? principiare. Allora. Comunque, no, è Francine, aspettiamo Francine, no? E come con anche qui? Ma lo so io. Ah, Eccomi eccola, qui. eccola. Oh, ti Ma che cercavo a fate? te. Faccio sempre uscire di Avabricuccio un droma. Non mi ride, oh, non ha diritto una manca. Ci siamo dato appuntamento qui, siamo qui. Allora, cominciamo. Sai che canzone cantiamo oggi? No? Quella sa manco. 60 anni da ora di messaggeri. A conosci? Appena conosco. Ah, Ci ha allora... cambiato di un'età perché? Ma se tu vuoi, più tu appena suribi lui, Gerard. Grande. Allora. Quanto nave di mercato era ogni stagione, un si può accertare che l'estate da passione, quelli da pagiate, vinto lo grevagore, sì chi la vede campata, una vita d'amore. Continuiamo. Quando lo dirimira allo piado e lo votolio, chi saranno i ricordi fortuna o cordoglio, una carezza bella domani e la sua mente vudie Canta e pensa a se stonde chi più ne muovo strudie. Bon, abbiamo già scoperto tre... Come se le rasoia. E come se le rasoie, è vero? A conoscere proprio. E bene, su passaggio così, se si trova, non conosco tanto, ma siamo qui per lavorare. Sicuro? Osa, bene come scapiamo che abbiamo un lavoro, lasciamo appena lavorare su chitarra Jean-Paul e voltiamo. Poi lavorate appena oggi. Ma cercheremo. È un ritmo, Come è un negativo, ritmo. vani. Panina, na, na, No, nina. no, 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 no. Ci non andiamo a un nostro saluto, chi è l'ora di chiamare un nostro amico Leandro. Salute, caro Leandro, che piacere di ritrovare il nostro saluto, come si? Perfetto! E tu e la famiglia? Sto bene e a mia famiglia sta bene di noi e casca bene perché chi oggi
parliamo di famiglia. Chi mi vuoi tu, non tua famiglia? Allora, io mia nonna ha 3 fratelli e sorelle, io mia zia ne ha 7. Siete numerosi. Io assai. E mi pare che hai un arcimamona, se non mi sbaglio. Io ho 91 anni e campi in Bucugna, si chiama Fifina, non quasi a lui, io di tutte le gore e firei tutte le missioni di Fabriguccia, allora gli faccio un bacio. Baciamo a Fifina che ha 91 anni e che sta in Bogugna, non ad arcimamona. Allora, mi pare che hai un bel gioco di carte di famiglie, se non mi sbaglio. Io firei di Alugui. Facci vedere, fammi appena viure. C'è famiglia, anche d'orti. Firei di Azidela anche d'orti. Ah, è vero che anche sono storte, eh? E poi, dunque, qui è un nome di una famiglia. Anche lunghi. Oh, firei di mamma. Oh, anche veramente lunghe, eh? Mani lunghi. Mani lunghi. Ah, hanno mani abbastanza lunghe. Vabbè, sono bellissime queste carte. Dopo ci sono pedoni. A famiglia di biondi, ben dicono i bei damanti. Facci vedere la fiura. Magnifica. E poi? Dopo c'è famiglia Boccarisa. Boccarisa, ben di che ridono sempre. Buona. E poi? Dopo c'è famiglia Panzuta. Panzuda, ben di che hanno un corpo d'amanto. Ce ne tornano di questa famiglia? E dopo c'è l'ultima famiglia. La famiglia Bracci Sparte. Avagi due sta così. Sempre braccia aperti così? Beh, deve essere difficile. Dove hai comprato queste carte? Dove si trovano? Allora, non t'ho usato di agartina. È un bel usato per fare atelier in lingua corsa. Magnifico, ti ringraziamo per l'informazione. E mi fa un piccolo gioco, non hai famiglia. Hai una domanda a farmi? Allora, se ti dico, a sorella di mia mamma ha una viola, quale per me? Per te di tua cugina carnale. Brava. Bravo, bravissimo. Allora, sai che passa sempre in furia con te o tempo. Abbiamo già compiuto, abbiamo scoperto le magnifiche carte di famiglia, ma o tempo passa troppo in furia. Ti devo salutare e ti dico a presto per un trattello di chiacchierata. Un baciuccio. Ale, au prossimo atelier di chiacchierata. Abbiamo da giocare non te rede su gialle. Ecco l'indovinella di Jean Trombetta. Oh amici, se voi siete pronti, giochiamo subito. In la canzone Una volta c'era un re, scritta da Gregare, un re, quanto una via figlioli. A risposta come sempre, a Vidigia Radio a 20 dimissioni. A dopo cari! Sai Francine, non ci ripensare espressione nostrale in quanto a famiglia. È vero che ci sono belle espressioni, hai ragione. A me quelle che mi garbano più sono cumare e compare. Sai che sono parole che risuonano a noi, hai ragione. Poi, veri, per esempio, di beta francese hanno di più senso, veri? Sono mica sicura di capisce così. Beh, se tu pi, per esempio, un cugino, c'è un cugino stretto, un cugino carnale. Allora in francese, come per dire, cosa germain? Ecco, ma in corso è più giusto perché cugino carnale, di carne, È vero che è più stretto, ha più senso, hai ragione. Siamo più vicini. Dopo, per esempio, donna a un barè che ha più senso. Se tu pi, cugnata e cugnato. Allora, vuol dire in francese beau-frère, belle-sœur. Ecco, ma fatti conto che li siano goffi, le beau-frère e la belle-sœur, non c'è più senso. Ma in due ore a cercare tutte queste ore, santo. E poi dopo vieni a dire a me che la famiglia è importante per te, hai pure. No, voglio dire, la famiglia stretta. Pigliamo un altro esempio. Una inteso già di un parente alla longa. Io l'ho intesa di parecchie orte questa. Questo vuol dire che non è mica un parente stretto, proprio stretto, veri? Lo so io, ci sono, I cugini. Per esempio, c'è i cugini, come dice in francese? Cugino di... Troisième degré. Ecco, non so chi piano sta, ma in tutti i casi non è mica un parente stretto, ne dopo. Hai già capito.
So, io c'è altri esempi. E io per te cosa so? Per esempio, tu, non mi hai in onda, ma per me sei come una sorella. Oh, santo, questo mi commuove allora? No, in più cascavappo sto cosa figlio l'usoro. Vuol dire fils unique, in francese. Vabbè, di tanto sono sennati i francesi, perché gli è vera cosa unico. Allora, ma di così che tu sei unico. Osa, sai, ti già qualcosa che... Mo, non si mica solo a sapere lavorare quei domani. E no, ci sono i nostri compagni che anche lì ci imparano a fare qualcosa a gusto da te. E se non andiamo a trovarli, andiamo. Un capedo con un cori. Per fare un capedo con un cori, ti ci vuole un foglio da disegno rosso e uno bianco, una rampinatrice, i tesori, l'incoda. Piega il foglio rosso in due, disegna a metà di un corimaio, taglia con i tesori. Attenti a suità e contorni. Ecco il gori pronto. Appiccica il gori con l'incoda nanta un foglio bianco. Taglia, lasciando un po' di bianco in giro al cori rosso. Con una striscia di foglio bianco fa un cerchio. Metti 2 a 3 rampini da che non si sfacci. Agganci un cerchio auguri con i rampini. Ah, tocca a te. Ecco la terza parte di un nostro telo di ganto. Prima di cominciare a lavorare, posto che sento un cagione, vi propongo di stare attenti alla risposta all'indovinello di Jean Trombetta. Una volta c'era un re, figliolina via 3. Eccola, a veragi. Ecco, risposta fatta, non ci ferma più che cantarla. Se lui un diesanto. Se lui un diesanto, come... Ah, eccolo qui. T'aspettavamo. Sai che oggi è ora di cantarla tutta. Piedo parole e mettiamo già a cantare. Allez. Allora, rivertimo da due. Di principio. Ah. O silenzio accampa a casa all'audiura. Di risole di lore ci n'è poca premura. Longa è stato viaggio come storia contata d'una promessa fatta so 60 anni fa. A polvere se paressa a nanta la mobilia. A fosca piano piano un ritratto di famiglia. Che la sia spaversa, che la sia unita. Dio più bello regalo chi ha fatto la vita. Quando
fortuna ed aver 2 anni e stagioni, un si può accertare che l'esta da passione, quelli da pagiate, vinto grevagore, sì chi la vede campata, una vita d'amore. Magnifica, ma hai fatto bene qualcosa augure. Spero che poi siete campati, cari amici. Oggi. Cosa ha fatto tu? Una Una campa. E poi di noi che ci vediate, spero che vi avete cantato con noi, perché questa canzone è proprio magnifica. Ma oriente, a nostra Fabriguccia e compia per oggi. Ma voltiamo subito, con un'altra canzone, con altre isole, con altri paesi a visitare. È sempre d'accordo? l'amore. È sempre l'amore, bella sicura. Ma abbracciamo di gore e vi diamo a presto. Ciao.